una diffida a praticare un'oppressione fiscale che non trova paragoni nel mondo occidentale. Bravo! Da oggi Plebiscito.eu, capitanato da Gianluca Busato, insieme alla LIF si è presentato oggi alle sedi venete di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate per consegnare una messa in mora. La prima azione dopo la dichiarazione dell'autogoverno del Veneto, seguita al referendum da 2 milioni di voti che sancì in marzo l'indipendenza regionale. Busato, che cos'è questo documento? Questa è la diffida ai dirigenti di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate per la messa in mora di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate da parte del popolo veneto. Chi di diffida ferisce, di diffida perisce, insomma. E Busato, attorniato dalle bandiere di San Marco, ha urlato agli esattori che chi si rende responsabile di danno al popolo veneto dovrà affrontarne le conseguenze. Chi esegue ordini per conto dello Stato italiano deve sapere che un domani potrebbe anche essere chiamato a rispondere di atti che sono contrari ai diritti dell'uomo. Una cinquantina gli attivisti che, sorvegliati a distanza dalle forze dell'ordine, affiancano Busato in questa iniziativa. Una delegazione entra a consegnare la diffida. Lontano dai riflettori intanto c'è un 80% di imprenditori veneti che, vuoi per difficoltà, vuoi per obiezione fiscale, non paga l'IVA, e tutti i veneti, secondo Busato, godono di esenzione fiscale totale. La lotta primaria è contro quel mostro detto burosauro, l'oppressione fiscale del regime. Una repressione, una oppressione che non trova paragoni e non trova giustificazioni. Volano applausi per Busato, non solo dai suoi, ma anche da chi è qui, in coda, bolletta in mano e occhi bassi.